Siamo in diretta, buonasera signori e signori, ragazzi e ragazze, dal centro Fincantieri, via Calcedonio. Oggi assisteremo a un match tra due squadre che forse potrebbero sicuramente chiedere di più alla loro stagione. Rimane anche qualcuno un po' più dietro, allora il cross dentro, la palla è ottima, ma c'è un'ottima chiusura del capitano Ricciardi. Attenzione, il pallone è giocato lì, improvvisa la conclusione dello Sport Palermo. Ci ha provato Ferrara Cristian che prova a portarsi in avanti, a salire con il baricentro. Qui il lancio sempre a cercare Adelfio, che in qualche modo se la trova nei piedi. Il cross dentro di Adelfio è stato ottimo, l'intuizione. Verde, pantaloncino e maglietta, calzettoni blu. Abbiamo lo Sport Palermo che è qui, attenzione, perché prova a imbastire una grandissima azione. Calcio di punizione, il cross dentro, a cercare proprio la testa di Adelfio. E qui non si capiscono bene, non parla bene il portiere con i difensori. Era parte il cross a uscire di testa, non riesce. E poi attenzione perché ci prova Adelfio e trova il vantaggio. Un gol inaspettato forse per quanto visto, ma Adelfio sicuramente ha ripagato la titolarità con un gol che arriva dopo un rimbalzo fortuito. Prova la battuta dentro, ancora una volta il pallone se ne va sull'esterno. Occhio perché qui Livigni la mette giù, Livigni a giro! Livigni a giro, ha fatto gol pazzesco che trova 2-0 la Vis Palermo. Ma che gol di Livigni, l'avevamo detto, il giocatore forse di maggior qualità in squadra, un po' sacrificato oggi. Adesso provano anche una specie di balletto i ragazzi, i giocatori della Vis. E qui occhio il pallone perché c'è l'errore in fase offensiva, perde tempo, poi si gira ancora Adelfio, ma c'è l'ottima uscita di Gargano. Era sbagliato il lancio, diventa buona quella palla per Adelfio che ancora prova la giocata. Adelfio mezzo a 3, salta anche il portiere ma non riesce poi a concludere. Stava per diventare un assist proprio per Leonardi. Ancora per Adelfio che prova a metterla giù, si gira Adelfio in un fazzoletto, ancora lui è atterrato e l'arbitro fischia calcio di rigore. Era partito molto bene lo Sport Palermo, ma Adelfio ha cercato di giocarla e qui il rigore trasformato. 3-0, partita verosimilmente chiusa da parte dei giocatori della Vis. Da parte dei giocatori della Vis, Caluso di testa sempre per Adelfio che prova la sponda, ancora Livigni, il pallone dentro, non si chiude l'1-2, parte la conclusione che scatta col ginocchio Adelfio, il cross dentro sempre per Livigni che la mette giù, poi Livigni, il suo controllo regolare per l'arbitro, Livigni e c'è la grandissima parata Gargano. E ancora la Vis, il pallone dentro, l'autogol e poi la tocca, forse l'ha toccata, no, ma comunque il risultato è di 4-0. Allora, occhio perché c'è ancora la possibilità per aumentare il divario. Ancora ci ha provato Visconti ma non è riuscito. La palla rimane lì, diventa buona proprio per un controllo di Livigni. E qui ancora una volta vediamo ora come batterà questo calcio di punizione. L'unico terminale offensiva è Livigni e qui il calcio di punizione è battuto, cercare l'angolino basso, ottima la chiusura di Ciminno. Calcio d'angolo battuto dentro, il cross vicinissimo alla rete del 4-1. Ha provato a girare proprio il capitano. E allora tanto seguiamo qui un attimo questa azione che si prosegue con Campanella che rientra in aria. Campanella, conclusione, c'è stata una parata fantastica da terra. E allora anche lui, come il suo collega di reparto, con questo clean sheet chiude il match 4-0 la Vis. 3 punti fondamentali